Olimpiadi Milano-Cortina, ultime ore appese ad un filo per conoscere il destino della pista da bob. Domani si riunirà il CDA della fondazione che dovrà decidere dove disputare le gare. St. Moritz, Innsbruck e Cesana le ipotesi sul piatto, ma nelle ultime ore è spuntata di nuovo Cortina, magari con un progetto ridimensionato che comprenda solo la pista, senza il corollario del museo. Ipotesi concreta, suggestione o speranza lo si saprà solo dopo la decisione della Fondazione per i Giochi Invernali 2026, presieduta da Giovanni Malagò. Il presidente del CONI oggi a Vicenza non si sbilancia per questione di rispetto, dice, ma non nasconde di tifare per Cortina. Io faccio tifo per Cortina come lo farei per qualsiasi posto dove all'inizio si era abbracciato un'idea di pianificazione, ecco, quindi non è una cosa specifica di Cortina, è un fatto semplicemente di rispetto di quello che erano dei percorsi su quali siamo stati votati peraltro. E così risponde sul fatto che il Veneto si senta fortemente penalizzato dalla perdita delle gare di bob, skeleton e slittino. Il Veneto è stato penalizzato da chi aveva onori e oneri di realizzare l'opera, e chi doveva realizzare l'opera, scusate se ve lo dico, è un'organizzazione del governo e di conseguenza tutto può fare eccetto che prendersi lo sport, perché lo sport, questo è sicuro, è certificato, è vittima di questa storia. Sui ritardi, Malagò ribadisce di aver lanciato da tempo l'allarme, ma oggi, alla vigilia del CDA decisivo, lascia ancora aperto uno spiraglio. Non ho detto che ci sarà la soluzione, ma mi auguro che avvenga e ho anche qualche idea. Oggettivamente che ci fossero delle dinamiche palesemente di ritardi, questo l'ho sempre denunciato. Poi quando qualcuno ti dice vedrai che poi tutto andrà a posto, però non mi sembra che è andata così. Però vediamo, potrebbe anche esserci, diciamo, un coniglio dal cilindro.